saldi, ne ha approfittato già? Sì, qualche regalo, sì. Non per lei quindi? No, non per me, non ancora, stranamente. Un paio di pantaloni, qualche maglietta, nulla di esagerato, insomma. Avevi già puntato, sei andato a colpo sicuro? Ho cercato a caso. C'è chi punta diretto al capo di abbigliamento notato qualche settimana prima, chi invece gironzola e coglie occasioni anche inaspettate. La corsa ai saldi è iniziata all'insegna del Sole dei centri città affollati da chi vuole fare acquisti a prezzi scontati. A Padova e Listone, la centralissima via Roma, sono state prese d'assalto con negozi brulicanti di gente. Avete approfittato dei saldi? Non ancora, siamo appena arrivate in realtà. Avete già qualche idea su che cosa cercare? No, cose per la casa. Avete già acquistato? Abbiamo acquistato, sì. Cosa avete comprato? Acquistato 2 paia di calzature e poi dei prodotti estetici per mia moglie. Quelli non erano in saldo. Avete approfittato dei saldi? Abbiamo approfittato, sì. Per tutta la famiglia. Cosa avete trovato? Giacche che avevano bisogno, pantaloni. Abbigliamento e scarpe, oggetti per la casa, biancheria, ma anche elettronica. L'avvio delle svendite invernali ha un segno positivo rispetto al 2024, come rilevano i primi dati di Federmoda, Ascom, Confcommercio. Abbiamo una prima stima che hanno dato i nostri associati di un più 4% rispetto all'anno scorso, quindi abbiamo comunque una stima nazionale di 138 euro a persona, sarà la spesa che spenderanno gli italiani, e per i padovani invece siamo riusciti, abbiamo fatto degli altri calcoli, insomma arriviamo quasi a 140 euro, quindi è un buon inizio. Le famiglie spenderanno in media 310 euro. L'indicazione principale è che nel cartellino deve esserci scritto il prezzo iniziale e la percentuale di sconto e il prezzo finale. Poi abbiamo diritto, ovviamente il consumatore ha il diritto del reso sui cappi fallati.